Parliamo di queste nuove notifiche che stanno arrivando da parte della curatela fallimentare Girgenti Acque. Sì, è la seconda ondata di queste raccomandate per le quali i cittadini non devono avere assolutamente nessuna preoccupazione, perché le raccomandate non contengono un numero di protocollo, non contengono un numero di utenza, non contengono codici fiscali e tra altre cose sono pure illegittime perché sono periodi già andati in prescrizione. Quindi niente paura, non pagate, venite nel nostro studio perché comunque la raccomandata va comunque riscontrata necessariamente, perché non si deve necessariamente rispondere, altrimenti loro hanno un titolo esecutivo in mano e quindi basta rispondere con le dovute maniere e sicuramente loro non risponderanno più e non perseguiteranno più. L'anno scorso ne abbiamo già fatto un 150 di queste risposte e non abbiamo avuto alcun decreto ingiuntivo da parte di nessuno, perché è tutto illegittimo. Quindi venite tranquillamente da noi che vi assistiamo anche gratuitamente. Dove avete la sede voi? Noi abbiamo la sede in via Gioia al numero 93. Ma perché vengono mandate allora queste raccomandate se diciamo... Perché ci provano a prendere soldi dagli stupidi che poi eventualmente pagheranno, chiaramente. Perché tra altre cose non sono bollette relative a Girgenti Acque, ma sono bollette relative a gestione commissariale, di cui loro non hanno alcun diritto di chiedere soldi. E questi soldi a chi vanno? Vanno alla curatela fallimentare, vanno a loro, non si sa bene a chi, è tutto a scoprire. L'anno scorso io ho scritto sia alla Guardia di Finanza sia alla Procura della Repubblica per indagare su questo fenomeno che chiaramente non è assolutamente illegittimo. Però non ha avuto nessuna risposta, però ugualmente i cittadini si possono proteggere semplicemente rispondendo alla raccomandata. Vengono da noi, li assistiamo tranquillamente e non ci sono problemi.